Ad aprirci gli occhi sulla bufala dell'uranio impoverito fu per primo, ricordo una quindicina d'anni fa, un luminare, il professor Remuzzi dell'Istituto Negri di Bergamo, il quale ci spiegò che le radiazioni emanate dall'uranio impoverito sono 3 milioni di volte, ripeto, 3 milioni di volte inferiori a quelle emanate dalle lancette fosforescenti degli orologi che portiamo al polso. Non solo, ma ci spiegò anche che nell'uso quotidiano ci sono circa 1500 oggetti, tutti brevettati, che contengono uranio impoverito. Il più eclatante è lo stent, quello che i cardiochirurghi ci inseriscono nelle coronarie quando queste si restringono, sono fatte di uranio impoverito. Le candele delle automobili che noi guidiamo hanno l'uranio impoverito. Le moderne canne da pesca e il mazze da golf sono fatte di uranio impoverito. Per cui il professor Remuzzi ci mise in guardia e dice: attenzione, che il pericolo che viene dall'uranio impoverito è una bufala. Poi più avanti avremo occasione di dire che mai in Sardegna è stato impiegato un proiettile contenente uranio impoverito. Pure se fosse stato impiegato, il pericolo che ne deriverebbe sarebbe uguale a zero, come confermato da una miriade di commissioni che si sono avvicendate per 15 anni, a partire da quella della Mandelli 1, che concluse dicendo sono tutte balle, polemica politica. Mandelli fu indotto a fare una Mandelli 2, la fece e concluse dicendo non si può escludere che. Questo è stato il massimo dei risultati delle commissioni che hanno indagato sull'uranio impoverito. Non si può escludere che, poi smentito da quelle successive commissioni. Per fare questi accertamenti, queste analisi, queste indagini ambientali, quanta è stata la spesa a carico dei contribuenti? È difficile valutare, si tratta indubbiamente di somme ingenti, perché le commissioni che si sono avvicendate nei poligoni sono state moltissime. Si è arrivati persino, su ordine della procura di Lanusei, a riesumare le salme di pastori morti in passato. I costi però di queste indagini sono nulla in confronto al danno che queste azioni di propaganda politica o organi di informazione o di disinformazione è stata condotta e che ci ha portato a drammatici risultati. È stato quello di dirottare sulle Puglie tutto quello che riguardava la ricerca dei droni che sarebbe dovuto avvenire a Perdas de Vogo, dirottare sulla Sicilia, Trapani, quello che è la fuga dell'aeronautica militare dalla Sardegna che bisogna trasferire altrove, quelli che sono i pericoli incombenti sulla Sassari, che ha già dovuto rinunciare, perlomeno lo Stato Maggiore dell'Esercito ha sospeso il completamento della brigata con reggimento logistico che avrebbe dovuto occupare la caserma Riva Villasanta, che le aspettava questi 650 militari sardi che sarebbero dovuti rientrare dal continente, così come è in attesa ancora la caserma nuova di Nuoro, ultimata, che era in attesa di ricevere circa 300-350 militari artiglieri sardi che sono in continente e che avrebbero dovuto trasferirsi in Sardegna. Questo migliaia di stipendi in meno che ci ritroviamo rappresenta un danno notevolissimo, come rappresenta un danno notevolissimo tutto quello che l'indotto sarebbe potuto derivare da queste presenze.